Buongiorno, sono Cesare di Un Sorriso in Più. È da poco passato l'11 novembre, giorno in cui si festeggia San Martino. Ed io, con la mia moto, sono salito a Metalago, a Griante. E dalla fine del paese sono salito a sinistra da questa stradina. Se guardate bene il cartello, vedete dove sono diretto. Lassù, in mezzo alle rocce, un puntino bianco e la piccola chiesetta di San Martino, abbarbicata in mezzo alle rocce. All'avvio mi accoglie la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVII secolo. Lungo la salita, ripida e a gradoni, si incontra questa bella fonte di acqua pura e perenne. Continuo a salire ed eccola lassù, che posizione! Sopra il nostro cammino incombono le rocce, spettacolari ed emozionanti. Volgendo lo sguardo a destra, il lago, al centro la perla di Bellagio, sul promontorio che divide il ramo di Como, davanti, ed il ramo di Lecco, dietro, lassù in alto il Grignone. E guardando in basso lo splendido colle di Griante, a lato del grande prato al centro è Villa La Collina che per 15 anni, dal 1959, ospitò il cancelliere tedesco Konrad Adenauer che vi soggiornava per 8 settimane trasformando la villa in una succursale del governo tedesco. Eccoci giunti a San Martino, la chiesetta del XVI secolo sorge a quasi 300 metri dal livello del lago ed offre una vista impagabile. Verso valle, dal portico della chiesa, vediamo splendere l'ultimo sole su Bellagio. E verso monte le spettacolari rocce del Colle San Martino a guardia della chiesetta. E sotto il precipizio verticale la strada Regina ed il lago. Alcune panchine e qualche tavolino invitano alla meditazione e, forse, ad un gradevole picnic in un posto quasi incantato. Ed il sole tramonta fra le montagne ed il lago, illuminando le nebbie laggiù. Scendendo, l'incontro con due amici che mi vengono a salutare. Non ho niente per loro, ma mi si avvicinano ugualmente per una carezza. Un ultimo sguardo alla grigna che saluta la nostra avventura. Ed un saluto a voi con la promessa di rivederci presto.